punibilità per i reati al 3% del fatturato, il governo tira dritto. Sulla soglia del 3%, dice il Presidente del Consiglio, stiamo valutando, verificando, vedremo se cambiarla e come. Il senso è che se fai il furbo e ti becco, ti stango, ti faccio pagare il doppio, ma non diamo corso a processo penale se c'è buona fede. Berlusconi non c'entra niente, ma bisogna dividere tra gli evasori e chi fa errori in buona fede, dice il Premier. Matteo Renzi sulla questione della norma relativa alla delega fiscale che tornerà in Consiglio dei Ministri il 20 febbraio. Quando sento che in Italia sono tutti evasori mi indigno, ha detto ancora Renzi a RTL. Ci sono persone che devono avere regole certe e chiare, per questo avevano pensato alla norma del 3% per intervenire su chi è in buona fede. C'era chi si chiedeva cosa c'è sotto il patto del Nazareno, non c'è nulla. Dicevano c'è sotto l'elezione del Presidente della Repubblica, la giustizia. In Italia c'è il complottismo, le trame segrete, guardano troppo le serie TV. Ed ecco il Nazareno 7. No, le regole si scrivono insieme. Chi sospettava il patto segreto sabato ha avuto la risposta. Sulla Grecia serve serietà, prudenza, responsabilità, ha detto ancora Renzi alla vigilia dell'incontro con Tsipras. L'euro si sta mettendo sulla strada giusta, ma bisogna andare più veloci nella via della flessibilità. È fondamentale dare un messaggio chiaro, ha aggiunto il Premier. Noi abbiamo detto che vogliamo cambiare la politica economica in Europa e non per la Grecia. Siamo in prima linea. Sono contento che in tanti stanno arrivando. Siamo molto contenti per l'elezione del Presidente. Sergio Mattarella, ha detto ancora Renzi, è uno straordinario galantuomo. È un politico, ma lo ha fatto sempre con un rigoroso senso delle istituzioni. È in prima fila contro la mafia, sarà un arbitro imparziale che non deve dare ragione a uno o all'altro, ma rispettare la Costituzione. Gli italiani, che forse non lo conoscono bene, impareranno presto ad apprezzarlo. Che il PD non litighi è una contraddizione in termini, torneremo a discutere, va bene discutere, ma ricordo che siamo qui per rimettere in moto l'Italia. Così l'agenzia ANSA ci dà conto delle ultime dichiarazioni del Presidente del Consiglio e poi naturalmente c'è la domenica di Mattarella, in primo piano sull'agenzia ANSA addirittura è uno speciale, in chiesa e poi l'omaggio a Ciampi e Napolitano. Il nuovo capo dello Stato mantiene le abitudini di sempre, a messa di buon mattino, poi a piedi fino alla foresteria della Consulta dove abita. Poi c'è un'altra notizia fondamentale, corredata di tante belle foto, Mattarella che assiste allo spoglio insieme alla famiglia, le foto in casa della figlia mentre l'Aula lo elegge a capo dello Stato, e poi quando Mattarella richiamò Renzi nel 2007, qui chiedo alla regia di mandare in onda, lo mandiamo in onda da qui, dal mio computer, questo audio dell'agenzia ANSA, quando Mattarella richiamò Renzi nel 2007. Sentiamo un po' cosa ci racconta la principale agenzia, l'agenzia Stefani, l'agenzia stampa del regime. Matteo Renzi, si prepari Fouad Allam. Era il congresso della Margherita 2007. Io vorrei semplicemente dire 3 parole che mi piacerebbe che fossero dentro la storia del Partito Democratico e un nome da mettere nel Pantheon, perché tanto, visto che non l'ha messo nessuno fino ad oggi, la prima parola è la parola sogno. Ma ci sono problemi diversi e più forti nel Paese che noi dobbiamo affrontare con fantasia e coraggio. Per farlo, e vengo al nome del Pantheon, che è un nome che non concorre per la leadership, anche perché dalle nostre parti si dice che la leadership, c'è una storiellina a Sesto Fiorentino, ma 10 secondi e ho finito. Ai 7 minuti. Non la dico, basta. Concludo con il nome del Pantheon. Soltanto così il nostro passato non resterà nel museo, il nostro passato non sarà affidato alla nostalgia, il nostro passato sarà tanto importante quanto sarà il nostro amore e passione, la nostra gelosia verso il futuro. Questo è quello che mi attendo dal Partito Democratico. Grazie. Era Matteo Renzi nel 2007, congresso della Margherita, sotto gli occhi di Rutelli e di Mattarella, l'implacabile censore, quando Mattarella richiamò Renzi nel 2007 perché hai sforato i 7 minuti di intervento, da cui si deduce anche un'impostazione naturalmente di grandissimo rigore, di grandissima aderenza alle regole. Poi c'è Mattarella e il selfie, strappa il selfie a Mattarella e lancia il panino presidente. Costui è un dipendente del bar che ha chiesto la foto e poi è tornato al lavoro, visibilmente
emozionata, chiedo scusa. È una signora dipendente di un bar, visibilmente emozionata, mostra orgogliosa ad amici e conoscenti la sua fotografia col nuovo presidente della Repubblica, Mattarella, scattata col cellulare all'uscita della chiesa dei Santi Apostoli a Roma. La protagonista di questa storia, narrataci dall'agenzia ANSA, è Giuseppina, una signora sulla cinquantina, dipendente di un bar nei pressi del Vaticano. La foto è storica, la prima non ufficiale del nuovo capo dello Stato. Si vedono lei e un gruppo di suore che sorridono al fianco di Mattarella. Pina, come preferisce farsi chiamare dagli amici, lavora in un caffè-ristorante, ma ha surclassato giornalisti, cameraman e fotografi, riuscendo a scambiare qualche parola con Mattarella e immortalando la scena con una fotografia. Per festeggiare, sentite un po', ha battezzato anche un nuovo sandwich al bar Pausa e ovviamente lo ha chiamato il panino del presidente, recita l'agenzia ANSA Stefani, che poi ci dà conto ampiamente della prima passeggiata a piedi per Mattarella dopo la messa dalla chiesa di Santi Apostoli alla foresteria della Consulta. Ma poi ancora abbiamo Mattarella, uomo di poche parole ma duro sui valori, un altro speciale dell'agenzia ANSA, democristiano di sinistra, senza macchie e contrario alla politica gridata. E ancora Mattarella, un giorno dall'insediamento, viaggia in Panda, lascia la foresteria della Consulta, decine di fotografi ad aspettarlo. E infine, per concludere, Mattarella a casa di Napolitano, passeggiata a piedi all'uscita di Chiara, l'ho ringraziato per quanto ha fatto in questi anni.
canzoni, diciamo così, territorialmente caratterizzate e provenienti dalle lande da cui proviene anche il Presidente della Repubblica. Ma tornando invece alla figura del Presidente e alla figura per come viene raccontata naturalmente da coloro che devono fornire alla pubblica opinione tutti gli elementi per valutare, cioè i giornalisti, non si può non leggere l'articolo che è uscito ieri sul Fatto Quotidiano in prima pagina a firma di Marco Travaglio. Ciascuno di voi la può pensare come gli pare su Marco Travaglio, ma uno che facesse una bella rassegna stampa su ciò che è stato pubblicato in solo un giorno e mezzo, massimo 2, sul Presidente della Repubblica, ci voleva assolutamente questa rassegna stampa che è stata compilata all'impronta, perché in un giorno e mezzo, massimo 2, i giornalisti italiani sono stati capaci di scrivere cose meravigliose come queste. Marco Travaglio parte dalla lingua, non la lingua italiana naturalmente, ma la lingua per il giornalista italiano medio, scrive Travaglio, è un muscolo involontario molto più di quell'altro. Quindi è naturale che dopo aver leccato per 9 anni consecutivi Re Giorgio I e II, dopo la sua abdicazione, s'avvertisse un grande vuoto e si garrisse all'impazzata alla ricerca di un altro lecca-lecca. L'horror vacui, il timore del vuoto, per fortuna, è durato meno di 2 settimane. Poi, al primo affacciarsi di Sergio Mattarella, la lingua unica della stampa italiana si è subito riposizionata, umettando le grisaglie del candidato senza neanche aspettarne l'elezione. Mal che vada, si sono detti i leccatori, facciamo un po' di allenamento in attesa del prossimo. Non sia mai che il muscolo, a causa dell'inazione, si atrofizzi e si lasci cogliere impreparato alla bisogna. Imperdibile reperto dell'incertezza dell'attesa, pagina 6 del Corriere della Sera di venerdì scorso. La metà inferiore della pagina per le ultime salivazioni post-datate all'ex monarca. Entra Napolitano, il lungo applauso in aula, titola il Corriere della Sera venerdì scorso. La metà superiore è dedicata invece alle prime pennellate preventive di Fabrizio Roncone. Fabrizio Roncone che scrive: al mite Sergio, ultimo moroteo che ha dentro il fil di ferro, Mattarella. Parla a voce bassa, uomo mite, fino a quasi apparire fragile, coltiva la virtù della pacatezza, della prudenza, del dialogo. Una volta accettò di giocare a risico con i redattori del quotidiano democristiano Il Popolo, è un buon intenditore di calcio e tifa Palermo con una debolezza sembra per l'Inter. Vive nella foresteria, a disposizione dei giudici della Corte Costituzionale, a 100 passi dal Quirinale. Un appartamento spartano, scrive il giornalista del Corriere della Sera Fabrizio Roncone, un appartamento tipo quello del mega direttore galattico Fantozziano, con cui condivide l'inginocchiatoio in legno grezzo e il tozzo di pane e il bicchier d'acqua da condividere con il ragionier Ugo Fantozzi, ma non la poltrona in pelle umana e nemmeno l'acquario con gli impiegati inferiori estratti a sorte per fare i pesci, anche perché lui, scrive Fabrizio Roncone, non sa nuotare, il neo presidente della Repubblica. Segue una succinta biografia con padre, 3 figli e suo fratello Piersanti assassinato dalla mafia. Nessuna traccia dell'altro fratello, l'ex avvocato Antonino Mattarella, il maggiore, in rapporti finanziari con Enrico Nicoletti, cassiere della banda della Magliana. Chissà poi perché, poveretto. Quando poi l'ascesa al trono è certa, scrive ancora Travaglio, facendo questa impareggiabile rassegna stampa di quello che è stato pubblicato tra ieri e l'altro ieri, al massimo venerdì, quando già si sapeva che Mattarella sarebbe stato incoronato Presidente della Repubblica, quando l'ascesa al trono di Mattarella è certa, le lingue sparse si ricompongono a testuggine e battono tutte come una sola dove il potere vuole. Gente che Mattarella non se l'è mai filato per mezzo secolo, scopre che in lui c'è il nuovo salvatore della patria, una cascata di saliva che deve fare un po' schifo allo schivo Mattarella e che imbarazza perfino Aldo Cazzullo, che sul Corriere della Sera scrive: un ex componente della bicamerale ricorda: Mattarella propose un corpus giuridico che riassumesse e semplificasse la legislazione vigente. Un'operazione così l'aveva fatta solo Giustiniano, cioè Mattarella come il nuovo Giustiniano. Sergio, prosegue
Marco Travaglio, è un enfant prodige dei codici, è il Mozart della pandetta. La passione per i meccanismi elettorali ce l'aveva fin da ragazzo, ce lo rivela Marcello Sorgi sul quotidiano La Stampa. E par di vederlo il Mattarella giovinetto, mentre i compagni giocavano a pallone e correvano la cavallina con le ragazze, e lui, curvo sul desco, a studiare il Mattarellinum, che 40 anni dopo, previe e opportune limature, vedrà finalmente la luce. Gli suonano il campanello, lo chiamano, ma lui niente. Scusa, Rosalia, ma oggi ho problemi di scorporo. Perdonami, Teresa, ma c'ho un maggioritario grosso così e per giunta col recupero proporzionale. La lingua, a questo punto, parte da sola, irrefrenabile, incontenibile a raffica. Mite, pacato, serio, ragionatore. Dopo la pubblicità vediamo ancora cosa ha scritto Marcello Sorgi su Sergio Mattarella, nuovo Presidente della Repubblica. Bene, torniamo al Presidente della Repubblica, anzi a ciò che gli impareggiabili giornalisti hanno scritto di lui. Eravamo a Marcello Sorgi, citato da Marco Travaglio nel suo articolo comparso ieri sul Fatto Quotidiano. Che scrive Marcello Sorgi, notista politico d'eccellenza della Stampa di Torino, già direttore del TG1, eccetera, eccetera. Mite, pacato, serio, ragionatore, moderato, razionale, disponibile, ma fermo su principi e valori sui quali non transige, scrive del suo connazionale siciliano Marcello Sorgi. Segue albero genealogico. Dai che almeno Sorgi si ricorda del fratello Antonino, quello che era in rapporti col cassiere della banda della Magliana? Ma che, niente da fare. I due fratelli Piersanti e Sergio, scrive Marcello Sorgi, erano molto diversi tra loro.
Si dice che in ogni famiglia siciliana ci sia un figlio arabo e uno normanno, scrive Marcello Sorgi. Nulla da fare. Damnatio memorie per il povero Antonino, l'altro fratello mai ricordato dai giornalisti del Presidente della Repubblica.
Mattarella Antonino misteriosamente scomparso, nel senso di sparito dai resoconti giornalistici? Su Repubblica c'è un'intera pagina firmata da Francesco Merlo. Anche lui è siciliano, scrive Marco Travaglio. Lui sicuramente sa tutto e ce ne parlerà del terzo Mattarella fantasma. Pendiamo dalle sue labbra, anzi dalla sua lingua. Sergio, scrive Francesco Merlo, è un vedovo dolente e creativo. Facile immaginarlo perduto nell'immensità del Quirinale come Casimiro, il triste viceré della Sicilia. Potrebbe sentirsi meno solo frequentando il professor Antonino Mattarella? Si domanda Travaglio. Certamente no. Sergio Mattarella, scrive Francesco Merlo, cerca la compagnia del caro paralume che Massimo Severo Giannini consigliava ai suoi allievi. Quel paralume, meglio se verde, è per Mattarella la metafora della lettura, ma anche della solitudine e della malinconia. E vabbè, meglio il paralume purché verde, commenta Travaglio. E la sinfonia cromatica prosegue col nero. Scrive ancora Francesco Merlo: il siciliano schivo, coperto e cauto, non trova mai la festa. Ha sempre quel tormento che il più dolorista di tutti, Aldo Moro, chiamava senso della storia. Perché Mattarella è un siciliano tragico e superbo che brancatianamente vede il nero anche nel sole. Ma è anche come Sciascia, scrive ancora Francesco Merlo, un siciliano muto, di quelli che coltivano l'utopia del Tommaseo, che sognava di coniugare la concisione con la precisione. Però, commenta Travaglio, e prosegue ancora nel suo meraviglioso pezzo su Repubblica Francesco Merlo, sono così i siciliani muti, nodosi, solitari, sobri, schivi e diffidenti. Questo l'avevamo vagamente intuito, commenta Travaglio, ma è il momento di un'altra pennellata di colore. Scrive ancora Francesco Merlo: gli occhi di Sergio Mattarella non sono celesti, ma sono ipercontrollati, più di quelli di un piemontese, scrive Merlo. Per non parlare, commenta Travaglio, di quelli di un calabrese o di un napoletano. Ma di grazia, di che colore sono? Il suo colore, scrive Francesco Merlo su Repubblica, è il celeste, che può essere raccontato come un blu stinto, un blu indebolito, il gozzaniano azzurro di Stoviglia, oppure come il cielo, ed è vaniglia la sua personalità, dolciastra indecisione o sobrietà e festa di nuance. Questo è proprio scritto da Francesco Merlo. Ah, saperlo, si duole Travaglio. Intanto prendete nota del Mattarella nemico di ogni eccesso estetico, un bratile e sensibile siciliano fenicio che non perdona. Ecco, siciliano non sumero o assiro-babilonese, fenicio, scrive Francesco Merlo, ma anche un po' israelitico. Il Cristo di Mattarella, scrive Francesco Merlo su Repubblica, non è colorato e sanguinante come nelle processioni di Palermo, ma è invece di filigrana sottile. È il Cristo col sorriso dolce e amaro di una vita che è stata investita dalla tragedia, scrive ancora Francesco Merlo, in questo che difficilmente può essere superato, è come pezzo dedicato al neopresidente della Repubblica. Dopodiché, scrive Travaglio, allontanando l'odor di santità e ricapitolando, nero, celeste, blu stinto, azzurro di Stoviglia, ma anche non colorato e soprattutto non celeste, per carità. Santo subito. Esaurita la tavolozza dei colori, Merlo arriva finalmente alla famiglia del Presidente della Repubblica, il padre Bernardo, notabile palermitano, scrive Francesco Merlo. E ho detto tutto, commenta Travaglio. Fuochino, dai, su, passiamo ai fratelli. Il fratello Piersanti, il siciliano allegro, chiacchierone e spavaldo, l'idalgo di quella Sicilia che è più Spagna della Spagna, scrive Francesco Merlo. E ho ridetto tutto, commenta Travaglio. Acqua, lago, mare. Antonino Mattarella, ancora una volta, non pervenuto, scrive Travaglio, dopo aver citato ampiamente l'articolo di Francesco Merlo su Repubblica. Anche lui non parla del terzo fratello Mattarella, Antonino. Ma chi ci dice, Mariano signori? Mi sogno carcerato eternamente. Dopo 30 anni di vili galera,
Ultima occasione ieri, cioè sabato, scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano che è uscito ieri. Questa recensione fantastica, rassegna stampa su ciò che è stato detto in 2 giorni scarsi sul Presidente della Repubblica, ciò che è stato detto e scritto sui giornali. Ultima occasione dunque sul Corriere della Sera. Fabrizio Roncone torna sul luogo del relitto, scrive Travaglio, e così descrive il Presidente Mattarella. Scrive Roncone, Corriere della Sera: stringe il nodo della cravatta, sposta la tenda della finestra e guarda giù, la riservatezza proverbiale. Poche parole anche quando si ferma per prendere un toast, di solito prosciutto cotto e formaggio, poi saluta, ringrazia e lascia la mancia. Un vero signore. D'altri tempi, scrive Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Secondo Repubblica, invece, il menù di Mattarella è un filo diverso. Pizzetta, prosciutto e formaggio, scrive Repubblica, occhio di bue o pasticcini, yogurt e pocket coffee. Sobriamente, scrive Repubblica. Ma sono dettagli. Prosegue Roncone. Sobrio, frugale, la voce come un soffio. Forse ci siamo, scrive Travaglio. Riceve la visita della nipote Maria, figlia di suo fratello Piersanti, che lo mette di ottimo umore. Ma, commenta Travaglio, una telefonata, un messaggio in bottiglia, un segnale di fumo dal fratello Antonino, no? No. Sotto parla l'amico economista siciliano Salvatore Butera. Freddo? È solo composto, dice Butera di Mattarella. Bontà d'animo, pacatezza, grande umanità. Ricorda Aldo Moro. Butera sa qualcosa dei fratelli Mattarella? Sì. Eravamo tutti e 3, dice, insieme, dai gesuiti, io e i 2 fratelli Mattarella. Parlerà mica di Sergio e Antonino, ma va là. Oltre a Sergio, ricorda Butera, c'era anche Piersanti, ma anche Antonino è laureato in legge, faceva l'avvocato, ricorda Travaglio, e ora insegna all'università. Desaparecido, il terzo fratello Mattarella. Antonino, quello che, ricorda Travaglio, era in rapporti finanziari con Enrico Nicoletti, il cassiere della Magliana. Non ci sperava più, mi ne esce fuori.
della famiglia Mattarella c'è la storia raccontata sempre ieri sul Fatto Quotidiano di un giornalista, Alfio Caruso, querelato a 9 anni di distanza dall'uscita del suo libro dalla famiglia Mattarella, Presidente della Repubblica compreso. All'epoca naturalmente non lo era ancora Presidente della Repubblica. Il neo Presidente vuole da me 250.000 euro, così Alfio Caruso racconta al Fatto Quotidiano. Il vecchio patriarca della Democrazia Cristiana, Bernardo Mattarella, il papà dell'attuale presidente, viveva per il potere, mescolava spregiudicatezza ai buoni sentimenti e stringeva mani sporche di sangue. Suo figlio Piersanti, ucciso dalla mafia il 6 gennaio dell'80, non avrebbe potuto prescindere dal proprio cognome e dal passato della propria famiglia. Per avere scritto queste cose, per avere raccontato la saga dei Mattarella, chiamati i Kennedy di Sicilia, in un capitolo del suo libro, Da cosa nasce cosa, edito da Longanesi nell'anno 2000, il giornalista e scrittore catanese Alfio Caruso è stato citato in giudizio, ma dopo 9 anni dall'uscita del libro, con una richiesta di risarcimento di 250.000 euro. A trascinare Alfio Caruso davanti al Tribunale Civile di Palermo è stato proprio il figlio di Bernardo Mattarella, vale a dire Sergio Mattarella, dall'altro ieri nuovo capo dello Stato, e i nipoti Bernardo e Maria, che lo accusano di avere infangato la figura di Mattarella padre e di avere ricostruito in maniera grossolana i rapporti politici di Piersanti Mattarella. Sono il primo, dice Alfio Caruso, l'autore del libro querelato poi dai Mattarella, sono il primo ad avere il privilegio di essere chiamato in giudizio per aver riportato vicende che tutti prima di me avevano già scritto. È come se per 30 anni i Mattarella si fossero rifiutati di leggere qualsiasi libro o giornale e si fossero svegliati all'improvviso. Spero che, senza dover andare a Berlino, ci siano dei giudici anche in Italia, dice Alfio Caruso nell'intervista ieri al Fatto Quotidiano. Stabiliranno i giudici se ho diffamato l'ex ministro Bernardo e suo figlio Piersanti o se invece sono stati Sergio Mattarella e i suoi nipoti ad avventurarsi in una causa giudiziaria, in una lite temeraria. Da cosa nasce cosa è un libro uscito nel 2000. Perché i Mattarella hanno aspettato il 2009 per depositare l'atto di citazione, per querelare sostanzialmente Alfio Caruso? Sostengono di aver letto il libro soltanto nel 2009. All'epoca invece ci fu un grande battage pubblicitario per l'uscita del libro, ricorda Caruso, ma a quanto pare nessuno di loro ne aveva saputo nulla. Si sono svegliati 9 anni dopo l'uscita del libro. Lei ci crede? Domanda a tutti noi Caruso. Nessuno può mettere in dubbio le parole del Presidente della Repubblica. Partiamo dalla vicenda di Joe Bonanno, capo della mafia italo-americana. Bonanno scrisse nella sua autobiografia che nel 1957, quando sbarcò a Roma Ciampino, fu accolto personalmente dal ministro Bernardo Mattarella, il papà dell'attuale presidente. La famiglia Mattarella sostiene che questa è una menzogna, ma i Mattarella, commenta Alfio Caruso, autore del libro, si svegliano di colpo, questa è la cosa singolare, soltanto alla morte di Joe Bonanno, scomparso nel 2002. Prima la famiglia non ha mai avuto nulla da obiettare, eppure Enzo Biagi, non io, dice Caruso, ma Enzo Biagi, per 2 volte, il 13 marzo del 92 e il 15 agosto del 98 sul Corriere della Sera, racconta l'accoglienza di Mattarella a Ciampino nei confronti del boss della mafia italo-americana Joe Bonanno. Lo scrive Biagi e lo scrive anche Attilio Bolzoni sulla prima pagina di Repubblica il 25 ottobre del 2000. Eppure mai finché il boss Bonanno fu in vita, la famiglia pensò di querelarlo né di chiedere una smentita. Loro, i Mattarella, sostengono che il 13 settembre del 57 il vecchio Bernardo, il papà del presidente, era a Palermo, ma la data dell'arrivo a Ciampino di Joe Bonanno è controversa, il 15, il 16 o il 28 settembre. E anche se il boss fosse arrivato a Roma il 13, nulla impediva al vecchio patriarca democristiano, papà del presidente, di essere la mattina a Roma e il pomeriggio a Palermo, dice Alfio Caruso.
Tra le contestazioni dei Mattarella contro il libro di Caruso ci sono le accuse di collusioni mafiose rivolte al vecchio Bernardo, che sarebbero tratte da un dossier, quello di Danilo Dolci, del 1965. Dolci che fu poi condannato per diffamazione. Ebbene, dice Alfio Caruso, Dolci non è tra le mie fonti. Le vicende relative alle frequentazioni di Mattarella con esponenti mafiosi della zona di Castellammare le ho attinte dal volume Raccolto Rosso di Enrico De Aglio, che a sua volta aveva consultato gli atti della prima commissione antimafia del 1976. Nessuno querelò De Aglio, che tra l'altro ha ripubblicato tranquillamente il suo libro nel 2010. Quanto al ritratto di Piersanti, fratello del presidente ucciso, accusano Alfio Caruso di avere diffamato perfino il presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia nell'80. Ebbene, tanto di cappello, dice Caruso nell'intervista comparsa ieri sul Fatto Quotidiano, per quello che è stato l'approdo finale della vita di Piersanti Mattarella. Ma anche Carlo Alberto Dalla Chiesa, in un'intervista a Giorgio Bocca, ricordò da dove veniva Piersanti Mattarella, e questi sono fatti, conclude Alfio Caruso.
perché era palese e lampante, ma la cosa palese e lampante, siccome ci prendono tutti per imbecilli, non la raccontano i giornali, no? Non danno conto del fatto che è abbastanza assurdo avere come indicazione di voto in Parlamento, quando la Costituzione dice che il voto è segreto, avere indicazioni di voto dove si scrivono il candidato Mattarella il nome del candidato Mattarella viene scritto in modi diversi, tali da renderlo riconoscibile a chi doveva controllare il voto, altro che voto segreto. Intanto i consensi a favore di Mattarella sono arrivati a soli 7 voti dalla maggioranza dei 2/3. Che parte di Forza Italia abbia votato Mattarella è un altro fatto assodato. A quanto pare chi ha scritto sulla scheda, i grandi elettori, parlamentari o delegati regionali, che hanno scritto onorevole Mattarella Sergio, sarebbero quelli indicati da Verdini, sarebbero i voti indicati da Verdini, secondo qualcuno. Lo sanno solo loro, naturalmente. Gianluca Rosselli sul Fatto Quotidiano dà questa notizia, questa ipotesi, diciamo così, però lo sanno solo loro, anche perché c'è chi ha scritto onorevole Mattarella Sergio, c'è chi ha scritto Sergio Mattarella, c'è chi ha scritto Mattarella S. C'è chi ha scritto onorevole professore Sergio Mattarella, c'è chi ha usato la formula onorevole Sergio Mattarella. Insomma, c'è stata una vera e propria marchiatura del voto, fatta per contarsi non solo tra partiti, ma anche tra correnti di partito. Renzi sembra che l'abbia pretesa la marchiatura da tutto il Partito Democratico. Infatti a Montecitorio il nome del futuro presidente è stato declinato in tutti i modi possibili. I deputati del PD hanno usato la formula Mattarella, i senatori del PD hanno scritto invece Sergio Mattarella, i giovani turchi hanno scritto Mattarella S. I bersaniani onorevole professor Sergio Mattarella, SEL, Sinistra Ecologia e Libertà di Vendola, ha usato la formula onorevole Sergio Mattarella. Ma anche il Nuovo Centrodestra e l'UDC si sono contati, specialmente il partito di Alfano, utilizzando la formula onorevole Mattarella. Questo è l'NCD. Mattarella Sergio invece l'hanno scritto quelli dell'UDC. Nell'ufficio di presidenza di giovedì mattina, è da notarsi questo particolare, i 5 Stelle insieme al forzista Lucio Malan avevano chiesto alla presidente Boldrini di leggere soltanto il cognome del candidato, in maniera tale da evitare il fenomeno della conta. In qualsiasi maniera il nome del candidato fosse stato scritto, cioè era un modo per tagliare alla radice tutta questa marchiatura del voto. Sia che tu avessi scritto Sergio Mattarella o prof Sergio Mattarella o qualsiasi altra formula, avevano chiesto i 5 Stelle e il forzista Malan alla Presidente della Camera di pronunciare solo il cognome, in maniera tale che non ci si poteva più contare in maniera partitocratica. Però Laura Boldrini ha detto no, perché per prassi si è sempre letto il nome per esteso. Così a fine votazione sono arrivati poi altri attacchi. Indecente e vergognoso, ha detto Mauro Pili, deputato del gruppo misto ex Forza Italia, ex presidente della Sardegna, indecente e vergognoso che si consenta alle correnti del Partito Democratico di pesarsi in questo modo. Chitto che mi cusa un defice strada mi si potì pigliare la mezzita non mi posso spartire da giornata si campenesce un cicacciolo. Fatto San Mattarella, San Sergio penitente. A leggere i ritratti sui giornali o a guardare i ritratti in TV, il nuovo Presidente della Repubblica vive in tale stato di frugale sprezzo dei piaceri mondani da conservare a malapena un rapporto con l'essere umano, essendo già in procinto di essere assunto in cielo. La sobrietà, l'appartamentino da 50 metri nella foresteria della Consulta, ovviamente arredato con modestia, la panda, l'assenza del pur minimo particolare di colore, indizio sicuro di una vita pia e morigerata. Tuttavia, l'eterna quaresima di Mattarella
avrebbe di che essere interrotta, almeno a stare ai suoi guadagni degli ultimi anni. Contiamoli da quando ha lasciato il Parlamento, cioè dalla fine dell'aprile del 2008, 25 anni dopo la prima volta che ci era entrato da deputato nel 1983. Fare due conti è sempre utile, scriveva ieri Marco Palombi. Dopo 25 anni di carriera parlamentare, Sergio Mattarella intanto ha portato a casa una liquidazione da 234.000 euro e da quel momento percepito un vitalizio parlamentare da 9.363 euro al mese. Dal maggio del 2008 dovrebbe averlo ricevuto fino all'ottobre del 2011, quando è stato eletto alla Corte Costituzionale. In tutto fanno circa 400.000 euro di vitalizio incassati. Il vitalizio è stato sospeso durante il mandato alla Consulta e lo sarà anche adesso al Quirinale. Nel frattempo, dall'aprile 2009 all'ottobre 2011, Mattarella era membro del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, l'organo di autogoverno dei giudici amministrativi, TAR Consiglio di Stato. A Palazzo Spada non hanno l'abitudine di mettere online i compensi dei giudici amministrativi. Comunque, a stare ai bilanci, il gettone di presenza per il Consiglio di Presidenza vale circa 65.000 euro all'anno in media a testa, più i benefit e eventuali compensi per altri incarichi interni. Da 3 anni e qualche mese poi Mattarella è arrivato nel paradiso terrestre della Corte Costituzionale. Ecco come si compone la retribuzione media di un giudice costituzionale come Mattarella. È il compenso del primo giudice di Cassazione, cioè il magistrato che guadagna più di tutti gli altri, aumentato del 50%. Il presidente si becca un altro 20% in più, oltre al 50%. Allo stipendio la legge aggiunge un'indennità giornaliera di presenza pari a 1/30 della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari. Negli anni scorsi faceva circa 470.000 euro all'anno. Da giugno, per i normali togati, è in vigore il tetto a 240.000 euro, che dovrebbe aver portato il totale dell'Eden dei giudici della Corte Costituzionale poco sotto i 400.000 euro all'anno. Piccolo particolare, le tasse i giudici della Corte Costituzionale le pagano soltanto sul 70% dello stipendio. Siccome i cittadini sono tutti uguali, anche noi dovremmo poter pagare sul 70% dello stipendio, perché no? Facendo un conto spannometrico, gli emolumenti incassati al netto degli altri benefici come l'auto con autista, che il sobrio presidente avrà sicuramente evitato di utilizzare, gli emolumenti incassati dunque ammontano più o meno a 1,5 milioni di euro. Non manca al penitente Mattarella neanche la sobria pensione di professore universitario. Assistente di diritto costituzionale all'Università di Palermo dal lontano 1965, quando aveva 24 anni, un anno appena dopo essersi laureato, a Palermo è diventato docente insegnando diritto parlamentare fino all'83. Da quella data fa il politico e i contributi per la pensione gli sono stati versati, giustamente, lo stesso. Non si sa quale sia la cifra, ma se stiamo alla media si tratta più o meno di 80.000 euro all'anno. Insomma, a fare la somma dal 2008 a oggi, Mattarella ha sobriamente messo da parte una sommetta di 2,8 milioni di euro circa. Ora si dovrà accontentare di 239.000 euro all'anno, lo stipendio del capo dello Stato fissato da Napolitano. E forse è proprio per questo che sembra un po' triste, scrive Marco Palombi ieri sul Fatto Quotidiano.
21 gennaio scorso, dopo l'elezione di Mattarella alla Presidenza della Repubblica, nella quale, dopo aver aspettato le canoniche 2 ore, parla alla fine Matteo Salvini in un simpatico dialogo con il direttore di quello che dovrebbe essere il quotidiano economico principale d'Italia e non solo, perché si vantano di essere i più letti in Europa, quelli del Sole 24 Ore, il quale fa un paragone molto sbilenco tra gli effetti negativi della ipervalutazione, della sopravvalutazione di una moneta, quanto sta accadendo in Svizzera, e l'euro. In sostanza, dice il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, avete visto in Svizzera, sono sganciati dall'euro e il franco è diventato molto forte. E questo, immaginate cosa succederebbe a uscire dall'euro. L'esatto contrario, succederebbe una svalutazione, non una rivalutazione della moneta. Comunque, questo è il livello e questo è stato lo scambio, diciamo così, fra Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, e dall'altra parte invece Matteo Salvini in collegamento telefonico, in collegamento audio, chiedo scusa, con la trasmissione in collegamento video. E non era in studio, era fuori, collegato in video, con Bruno Vespa e i suoi ospiti. Gustatevelo. Che era diventato Presidente della Repubblica, Mattarella ha fatto riferimento alle difficoltà degli italiani. Ora, e anche alle speranze. E anche alle speranze, esattamente. Allora, le difficoltà sono oggettive, le speranze sono fondate. In questi giorni stanno arrivando per la prima volta dopo secoli dei dati positivi, 90.000 occupati in più, cioè, insomma, grazie a una serie di circostanze fantastiche. Questo per una volta siamo fortunati, insomma, no? I soldi della banca centrale, il dollaro quasi alla pari con l'euro, il prezzo del petrolio precipitato, per un paese come il nostro è una meraviglia. Durerà, secondo lei, secondo te? Ok. Guarda, il quadro, diciamo, congiunturale, lo hai già detto tu, è molto favorevole. Non c'è solo l'euro ai minimi, che poi è frutto anche di questa grande azione della Banca Centrale Europea. Sappiamo che ci saranno nuove azioni e questo è stato un segnale molto forte per la dimensione. Poi, diciamo, certamente il dato del petrolio pure contribuisce, non va sottovalutato quello che è successo in Svizzera. È una cosa che secondo me è anche giusto, siccome si parla molto a sproposito di euro, con tanta disinvoltura, secondo me è importante anche segnalare a chi ci vede, a chi ci ascolta, che un paese ricco come la Svizzera, non un paese povero come la Grecia, semplicemente per sganciarsi dall'euro ha messo a tappeto la propria industria. E per noi che esportiamo molto, molto più di quanto immaginiamo in Svizzera, è un'altra occasione. Bene, quindi la congiuntura gioca tutta a nostro favore. Il dato della occupazione a cui ho fatto riferimento è un dato importante, perché cosa è successo? Nei mesi scorsi saliva la disoccupazione. Da quello che pensiamo noi crediamo che tutti quelli che avevano rinunciato a cercare un posto di lavoro si sono iscritti perché speravano di trovarlo. Ora cominciano a trovarlo. Quindi anche questo è un segnale positivo. I segnali positivi però finiscono qui. E quelli strutturali, non congiunturali, sono pesantissimi. Parliamo di un paese povero, la Grecia. Tsipras vince le elezioni, tutti si stracciano. Lui non ha mai detto che vuole uscire dall'euro. Adesso che è ancora più intimorito dice che pagherà il debito. E però la sola idea che vada via dall'euro, il vituperato euro, fa salire i bond al 17%, la borsa perde il 15%, sono tutti più poveri. E per fortuna c'è questa grande liquidità che impedisce il contagio con l'Italia, per ora. Allora, adesso... Aspetta, l'Europa, la domanda interna è ferma, non voglio concludere il ragionamento, voglio dirti che noi, è vero che abbiamo una congiuntura favorevole, ma guai, dico guai, se non andiamo fino in fondo, se non attuiamo il Jobs Act come dobbiamo attuarlo, se non cambiamo la macchina pubblica e in questo senso, al di là di molti altri, avere un arbitro che dirà la sua, conoscendo la materia e conoscendo la macchina, dello Stato sarà molto utile e credo che il merito politico più rilevante di Renzi, in questo caso, l'ho criticato tante volte quindi lo posso dire, è stato proprio quello di avere scelto, aver chiesto di votare come Presidente della Repubblica una persona che per quello che ha fatto fino ad oggi
secondo me gli manderà indietro molte norme. Allora, adesso vediamo un servizio di... Cercherete di riprendere un contatto con Forza Italia, alla quale avete rimproverato tutto, il Nazareno, tutto quanto, eccetera. Adesso domani comincia un'altra stagione, insomma, nella quale è possibile che tutto resti quasi come prima, è possibile invece che qualche cosa cambi. Voi rimanete soli, magari con Fratelli d'Italia e basta, su una vostra battaglia solitaria, o cercherete un'aggregazione di nuovo, almeno con Forza Italia? Ma noi cerchiamo di rimanere sulla Terra, sul pianeta Terra. Guardi, io ho seguito per un'ora come un telespettatore. La Sicilia ha tantissimi uomini al potere, presidenti della Repubblica, presidenti del Senato, ministri dell'interno. L'anno scorso è stato il record storico di disoccupazione per la Sicilia, con un'agricoltura in ginocchio anche grazie alle regole europee. Ieri l'Unione Europea ha rinnovato le sanzioni contro la Russia, che costeranno agli imprenditori italiani altri 2 miliardi di euro di danni di mancate esportazioni. Ho sentito il direttore del giornale Confindustria difendere l'euro capovolgendo la realtà, perché il caso svizzero è il classico esempio che una moneta sopravvalutata danneggia l'economia, e quindi l'euro è una moneta sbagliata. Mi spiace che il giornale economico per eccellenza prenda in giro i suoi lettori in maniera come questa. Mattarella è persona degnissima, abbiamo scoperto chi gli taglia i capelli, va in giro con la Panda. Ricordiamo sottovoce che, come tutti gli altri giudici della Corte Costituzionale, ha uno stipendio di 420.000 euro all'anno. Questo è. Quindi in questa ora mi sono reso conto che forse c'è una politica e un giornalismo che stanno su un pianeta e c'è la gente normale che sta dall'altra. Con Forza Italia cosa faremo? Se sosterrà ancora Renzi, niente. Questo governo ha triplicato le tasse sulle partite IVA che stanno nel regime dei minimi, ha raddoppiato l'IVA sul pellet da riscaldamento, ha raddoppiato la tassazione sui fondi pensione, ha aumentato le tasse sui risparmi in banca. Noi abbiamo una visione di vita completamente diversa. Io sfido Renzi a fare un confronto sulle tasse. Noi abbiamo presentato una proposta di IRPEF unica per tutti al 15%. Non mi interessano i franchi tiratori, cosa ha fatto questo, cosa ha fatto quello. Chiudo con un accenno a uno dei titoli che ho letto, Uniti contro il terrore. Uniti contro il terrore. Io ho l'Espresso di questa settimana, quindi non un giornale leghista, ha questo servizio: 100.000 immigrati sbarcati e spariti nel nulla. Ora, io come italiano, come papà, come cittadino, come uomo che pende la metropolitana, come faccio a stare tranquillo in un paese dove sono sbarcate 170.000 persone, di cui 100.000 sono sparite nel nulla? Queste le considerazioni che mi sono venute durante questa ora, e io come Lega penso di essere solo in Parlamento ma insieme a tanta gente in Italia. Grazie Salvini. Il titolo del Sole 24 Ore, Napoletano. Del titolo, scusami, no, prima del titolo, siccome mi sono sgolato per cercare la voce di parlare, io devo rispondere a Salvini, perché un numero così impressionante di sciocchezze francamente mi capita raramente di ascoltarle. Quindi onorevole Salvini, siccome la Svizzera è anche vicino, può andare a interpellare gli industriali svizzeri e anche i tanti industriali italiani che in questi anni hanno delocalizzato in Svizzera, per rendersi conto, così molto semplicemente, che cosa significa essere stati costretti a sganciarsi dall'euro in vista di una grande iniezione di liquidità, in vista cioè del bazooka di Draghi. Cioè, quando un franco, una moneta, si rivaluta del 25-30%, per l'industria e per le esportazioni dell'industria svizzera e dell'industria italiana delocalizzata in Svizzera ci sono conseguenze terribili. Appunto, quindi, a noi succederebbe il contrario. No, succederebbe il contrario. Allora può semplicemente vedere quello che succede in Grecia. Ora basta di dire fesserie. C'è un limite a tutto. Lei come la si Grecia permette? è un paese Succederebbe esattamente il contrario. In Grecia ci finiamo se seguiamo le sue ricette. Lasci completare Napoletano, per favore. Dall'euro, non è ancora uscita dall'euro. Il primo ministro greco ripete che non uscirà dall'euro. Bene, i titoli pubblici greci sono arrivati a livelli del 19%, c'è una fuga di depositi. Attenzione. Ma noi non siamo la Grecia. C'è una sola cosa vera che ha detto Salvini e sono pronto a raccogliere. Massacrate dal suo ego. Parlo delle aziende. Allora, conosce l'economia e le imprese come la conosco io, non accetta lezioni da lei. Chiaro?
Allora, la sola cosa di Salvini... Io so bene qual è il tessuto e le sofferenze del tessuto artigiano, del tessuto commerciale, del tessuto imprenditoriale italiano. Quindi dobbiamo smetterla di dire fesserie. Dobbiamo smetterla. Va bene. Quindi questo sia ben chiaro per tutti. Va bene, non credo che stasera vi lei metterete abbia d'accordo. ragione su un punto, che tutti gli indicatori dell'economia reale sono peggiorati, che l'Europa debba cambiare in profondità, che l'Europa debba non solo completare il suo disegno politico, ma fare investimenti pubblici rilevanti, che debba recuperare spirito di solidarietà. Siamo tutti d'accordo, ma per piacere cerchiamo di non vendere droga, di non vendere finzione, perché con la droga e con la finzione non si va da nessuna parte. I famosi artigiani che lei difende e che lei ha ragione di difendere, alla mattina si svegliano peggio di prima. Abbia l'onestà di dire che lei rappresenta chi ha migliaia di dipendenti. Ma non ci sono più le grandi industrie in Italia, ma di cosa sta parlando? I commercianti, non sa nemmeno che non ci sono più le grandi industrie in Italia. Scusate, ma così non si capisce niente. Imprese Bene. molto innovative. Intanto, scusate, intanto guardiamo il titolo del giornale, in attesa che loro si... Vediamo il titolo del giornale di domani. Questo sia chiaro, per favore. abbia pazienza, c'è un limite. Eccolo a tutto. qua. Ti amo, ma ti lascio. Anzi, ti roto.